Buona domenica da Sicilia 24, i titoli. Donna stuprata a Catania, arrestati 2 senza fissa dimora. La vittima è una donna di 36 anni che aspettava l'autobus a Piazza Alcalà. Lucia e Agata insieme in cattedrale a Catania, incessanti preghiere, la venerazione delle reliquie delle 2 martiri siciliane. Nel pomeriggio dalle 17 in diretta su Telecolor l'apertura dell'Anno Santo. Etna, si apre oggi la stagione sciistica, dopo le abbondanti nevicate gli impianti sono operativi, pienone di sciatori, famiglie e turisti sul versante nord del vulcano. A Palermo 400 ex lavoratori Almaviva sono col fiato sospeso, il 31 dicembre scadrà la cassa integrazione, ultime ore per ottenere una proroga. Rina Junior, ancora polemiche sulla decisione della Cassazione di bloccare il 41 bis al figlio del boss Totò Riina. Insorge la commissione antimafia. Lo scrittore butta a fuoco a Sicilia 24 tuona su Agrigento, capitale della cultura 2025, ne chiede il commissariamento per non perdere, dice, un'occasione unica per la Sicilia. Calcio, il Palermo chiude il 2024 in casa del Cittadella. In Serie C il Catania definisce chi mettere sul mercato per poi completare l'organico. Bentrovati e ancora buona domenica. La cronaca purtroppo ci fa raccontare di un'altra donna violentata, questa volta è successo a Catania, a violentare una donna di 36 anni sotto gli archi della Marina, 2 uomini senza fissa dimora. La vittima è una donna di 36 anni che aspettava l'autobus in piazza Alcalà. I 2 violentatori sono stati arrestati. Luca Ciliberti. Un film dell'orrore, un'altra violenza consumata su una donna in pieno centro storico a Catania. La vittima è una 36enne dominicana adescata alla fermata dell'autobus a Piazza Alcalà, alle spalle del Duomo e della cattedrale. La polizia ha arrestato 2 uomini di 39 e 28 anni. La vittima si stava riparando dal freddo e dal vento sotto una pensilina quando sarebbe stata avvicinata da un 39enne di Augusta che le avrebbe proposto di ripararsi sotto gli archi del viadotto che si affaccia sulla piazza. La donna, dapprima diffidente mentre aspettava l'autobus, si è lasciata convincere dall'uomo che si era spacciato per un conoscente del fidanzato, ma le buone intenzioni sono state tradite da lì a poco. La donna è stata trascinata a forza sotto gli archi della Marina, nel luogo dove abitualmente l'uomo dormiva, tra spazzatura di ogni genere, scaraventata sopra un materasso di fortuna, palpeggiata, denudata e violentata. Ma non basta, perché pochi secondi dopo, infatti, un 28enne egiziano, anche lui senza fissa dimora, vedendo la scena si sarebbe avvicinato gettandosi addosso alla vittima e stuprandola per ben 2 volte. La 36enne, abbandonata, impaurita e privata del cellulare, è riuscita ad alzarsi e chiedere aiuto, riparandosi nel parcheggio della MTS di Piazza Alcalà, dove uno dei vigilanti in servizio l'ha trovata visibilmente sotto shock, avvertendo subito le forze dell'ordine. Medicata al pronto soccorso, la vittima della violenza è riuscita a fornire dettagli utili agli investigatori che poco dopo, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza della zona, hanno rintracciato e arrestato i 2 stupratori. E su questo episodio interviene il segretario generale della CGIL di Catania, Carmelo De Caudo. Siamo, dice, preoccupati e addolorati per la violenza palpabile che si registra per le vie del centro. Poco meno di un anno fa, dice De Caudo, subito dopo la violenza subita da una giovanissima alla Villa Bellini, avevamo chiesto alle istituzioni una maggiore attenzione affinché vengano rispettate le regole del vivere civile, maggiori controlli e più ascolto per le persone più fragili. Nel porto di Siracusa è stato trovato il cadavere di un uomo nudo. Il corpo non presenta segni evidenti di lesioni e quindi potrebbe trattarsi di un 60enne della provincia di Agrigento e che, a giudicare dal documento di identità trovato poco distante dagli agenti assieme a un manoscritto, si potrebbe essere lanciato in acqua per suicidarsi. E a Mazara del Vallo è stato recuperato il corpo senza vita di un anziano nelle acque all'ingresso del Porto Canale. Le telecamere lo hanno ripreso mentre all'alba si tuffava in acqua. E anche stamattina, dopo una lunga notte di veglie e di preghiere, è continuato il pellegrinaggio di fedeli nella cattedrale di Catania per venerare le reliquie di Santa Lucia e Sant'Agata. Momento clou poi sarà oggi pomeriggio con l'apertura dell'Anno Santo. Dalle 17 potrete seguire in diretta su Telecolor la processione, la messa e l'avvio del Giubileo 2025. Desiree Ferlito.
Continua incessante il pellegrinaggio di fedeli nella cattedrale di Catania per vivere un momento di fede e di preghiera straordinario, venerare le reliquie di Santa Lucia e Sant'Agata insieme. Un evento storico, l'arrivo del corpo di Lucia nella città etnea, seguito in diretta ieri sera da Telecolor da piazza San Placido, la processione e poi l'ingresso in cattedrale con le veglie di preghiera che si sono alternate per tutta la notte. E oggi domenica nel pomeriggio altra diretta su Telecolor. I telespettatori potranno seguire dalle 17 l'apertura dell'Anno Santo a Catania, la processione che dalla chiesa della Collegiata arriverà in cattedrale, quindi la messa celebrata dall'arcivescovo che darà il via al giubileo celebrato ogni 25 anni, un intero anno di grazia, come ha spiegato Monsignor Renna nella trasmissione Parliamone. Sono degli anni nei quali possiamo dire che si manifesta in una maniera particolare tutta la ricchezza della misericordia di Dio e della comunione dei santi. La misericordia di Dio perché il Signore sempre ci perdona attraverso il sacramento della riconciliazione, e poi nella comunione dei santi perché la Chiesa crede che attingendo alla grandezza dei meriti di Cristo, della Vergine Santa e dei santi, ecco, tutti noi possiamo beneficiare di quella remissione di tutto ciò che nella nostra vita abbiamo, possiamo dire, quasi sedimentato. Alle 21 la chiusura della cattedrale. Santa Lucia sarà pronta a lasciare il capoluogo etneo per tornare a Venezia, dopo aver suggellato ancora una volta il suo legame con i fedeli della sua terra natale. Si è aperta oggi ufficialmente la stagione sciistica sull'Etna. Dopo le abbondanti nevicate, gli impianti sono operativi. Non succedeva a dicembre da diversi anni. Pienone oggi sul versante nord, piano Provenzana, tra sciatori, famiglie, turisti e avventori occasionali della montagna. Eva Spampinato. Primo giorno, prime discese e prime cadute. Sole, niente vento, temperature gradevoli. L'Etna ha fatto un bel regalo di fine anno a tutti i siciliani e non solo. Oggi, primo giorno di apertura degli impianti con una corsa di tutti gli operatori del versante nord, piano Provenzana, per rendere fruibili le piste da sci. Non si sciava sull'Etna tra Natale e Capodanno da tanto tempo. Un 3 annetti che non succedeva. Uno spettacolo della natura che tutto il mondo ammira e apprezza, sciare guardando il mare. Piste piene, turisti, sciatori e famiglie. In tantissimi hanno approfittato della domenica festiva e dell'improvvisa notizia dell'apertura degli impianti. Ma tutto l'occorrente per la montagna era già pronto oppure no? No, abbiamo uscito all'improvviso, è stata una notizia eccezionale per noi catanesi. Da studente fuori sede ritorno qua, giustamente che sono abituato a stare senza il mare, senza poter sciare, arrivo qua e posso fare entrambi, quindi che dire. Bella così. Siamo a Etna Nord, il comprensorio di piano Provenzana comprende 4 impianti di risalita per 7 km di piste. Lo ski lift a anfiteatro al momento rimane chiuso. Scuola sci operativa già da 3 giorni, campo scuola, tapirulano. Le piste sono dalla blu, quella più facile, che è quella servita dalla seggiovia, e poi gli impianti alti che sono di ski lift che raggiungono i 2300 metri, sono piste rosse, piste un po' impegnative, piste un po' per sciatori esperti. Il bello non è solo sulle piste, ma anche oltre le piste. Quindi cosa state facendo? Con lo snowboard salite e poi dividiamo lo snowboard in 2, diventano 2 sci, li pelliamo e si cerca di salire ai crateri. Siamo qua, un po' con gli slittini, un po' con gli sci, e ci prendiamo il sole qui. Una giornata in famiglia con la bambina, è la sua prima esperienza. Buon divertimento e buone feste a tutti, mi raccomando, a Capodanno tutti sull'Etna. Una 13ª lieve scossa dello sciame sismico in corso a Montevago è stata registrata questa mattina alle 10, sempre nello stesso epicentro delle precedenti, a un paio di chilometri dal centro abitato. Nessun danno a persone o a cose. E adesso ci spostiamo a Palermo. Non basta il 50% del personale RAP in servizio per le feste per garantire la raccolta dei rifiuti. Ferie regolari e malattie inattese ancora una volta fanno saltare la raccolta e per il ritorno alla normalità bisognerà aspettare l'anno nuovo. Manlio Viola.
A Natale siamo tutti più buoni, ma non la RAP, l'azienda palermitana di igiene ambientale. Nonostante l'annuncio fatto proprio dall'azienda, in base al quale i turni di raccolta dei rifiuti sarebbero stati rispettati, con la sola eccezione del giorno di Natale e di quello di Capodanno, ma con la garanzia di almeno il 50% del personale in servizio, invece così non è andata. Con oggi sono 3 i turni di raccolta che sono letteralmente saltati, sia nelle aree del porta a porta per la differenziata, che in quelle dove esistono ancora i cari vecchi cassonetti con tutti i rifiuti indifferenziati buttati insieme e diretti in discarica. Le squadre RAP sono al lavoro in queste ore e stanno cominciando il recupero dell'arretrato dalle aree di indifferenziata, perché lì si rischiano i cumuli di spazzatura e con i botti di Capodanno, pur se vietati in teoria, potrebbero scoppiare incendi. Nelle zone di raccolta differenziata invece è saltata la raccolta della plastica, ma questo era previsto dal calendario, e quella di carta e cartone. A macchia di leopardo invece la raccolta dell'indifferenziato fra i 2 turni. Fra oggi e domani la RAP promette di raccogliere però la frazione umida. Per il ritorno alla normalità bisognerà attendere il nuovo anno ed esattamente la giornata di giovedì 2 o di venerdì 3. Resta il tema della plastica, saltata a Natale, che salterà anche a Capodanno. Per quella frazione la normalità potrebbe arrivare soltanto mercoledì 8 gennaio. Ultime ore di speranza per gli ex lavoratori Almaviva. Se non ci sarà una proroga della cassa integrazione, 400 lavoratori saranno licenziati entro il 31 dicembre. Domani incontro decisivo al Ministero del Lavoro. Marco Gullà. Un ultimo incontro, un'ultima spiaggia per salvare i lavoratori dell'ex call center Almaviva. Giorno 31, quindi a fine anno, scadrà la cassa integrazione e se non ci sarà un intervento straordinario da parte del governo, 400 lavoratori saranno ufficialmente disoccupati. Domani incontro al Ministero del Lavoro, trattative in corso per trovare una soluzione che al momento appare lontana. Un provvedimento del governo Meloni che possa consentire in extremis di prorogare la cassa integrazione straordinaria anche oltre il 2024 e procedere poi con un serio piano di ricollocamento del personale. La Regione Siciliana si è già resa disponibile ad utilizzare queste lavoratrici e questi lavoratori nel progetto del numero unico 116-117. Non filtra ottimismo. Secondo molti lavoratori c'è poco tempo a disposizione per poter prorogare gli ammortizzatori sociali e inoltre, essendo a ridosso di Capodanno, ciò non aiuta. Gli ex lavoratori Almaviva nel periodo Covid sono stati chiamati a lavorare per il Ministero della Salute per il numero di emergenza. Ancora una volta in Italia, manifestando una carneficina umana. Vittime di ingiustizia, 400 famiglie in mezzo alla strada. La voce dei giorni scorsi circa un assorbimento nelle partecipate regionali, come sta avvenendo per i precari, è infondata. Non ci sono i presupposti giuridici. Carcere duro revocato a Giovanni Riina, molte le preoccupazioni ma anche le polemiche. Intanto il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Colosimo, non esclude la possibilità di effettuare una serie di audizioni e una relazione che vada al Parlamento per fare luce sulla situazione attuale del 41 bis. Laura Spanò. Sta provocando polemiche e prese di posizione la decisione della Corte di Cassazione che ha accolto con rinvio il ricorso presentato da Giovanni Riina, figlio del boss mafioso Totò Riina, disponendo la sospensione del regime di carcere duro previsto dall'articolo 41 bis. Gli ermellini hanno ritenuto meramente apparente la motivazione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che lo scorso giugno aveva giudicato corretto il provvedimento. In quell'atto i giudici affermano che pur in assenza di riconoscimento processuale della qualità di capo o promotore dell'associazione mafiosa è stata rappresentata una posizione di sovraordinazione del Riina rispetto ad altri solidali. La decisione della Cassazione ha sollevato numerosi interrogativi e preoccupazioni, soprattutto per il peso simbolico e fattivo che il nome di Riina continua a rivestire negli ambienti di Cosa Nostra. Apriremo un filone di indagine che parte dal caso Riina e verifichi la giusta attuazione del 41 bis, ha detto il Presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Il figlio del boss è stato arrestato nel 96 e dal 2002 sottoposto al regime del 41 bis. Un cedimento su un nome così importante, dice Colosimo, che ancora incute timore e anche una negativa fascinazione, come dimostrano alcuni post, è molto pericolosa. La Commissione antimafia deve fare la sua parte. Colosimo non esclude la possibilità di effettuare una serie di audizioni, una relazione che vada al Parlamento per far luce sulla situazione attuale del 41 bis, ma è polemica anche per la decisione dell'ufficio di sorveglianza di Padova di concedere un permesso di 9 giorni
aggressioni al boss ergastolano Ignazio Bonaccorsi, capo del clan dei Caratetti di Catania, per visitare la madre malata, e questo nonostante il parere contrario della DDA Etnea. Il boss, in atto detenuto nel carcere di Padova, dovrà muoversi in autonomia, rimanere a Catania in regime di detenzione domiciliare e rientrare in carcere nel gennaio 2025. In queste giornate di festa, esponenti del Partito Radicale, come ogni anno, si sono recati negli istituti penitenziari d'Italia. Programmate visite anche in Sicilia. Sentiamo com'è andata, in particolare la visita all'interno dell'istituto di Piazza Lanza a Catania. Simona Mazzone. Anche in Sicilia, come nel resto d'Italia, occasione sono le festività, il Partito Radicale ha programmato alcune visite nelle carceri. Lo scopo dell'iniziativa, che si è tenuta anche negli anni scorsi, è raccogliere testimonianze dei detenuti e del personale penitenziario. Una delegazione dei radicali ha già visitato alcuni istituti, bilancio piuttosto positivo per il catanese Piazza Lanza. A Piazza Lanza fino a pochi decenni fa, fino all'anno 2009, vi erano ancora i muretti divisori per i colloqui. Adesso troviamo una struttura molto più a dimensione umana. Ancora critico però l'aspetto della salute e la cura dei carcerati in generale, secondo i radicali, anche se nota positiva è la presenza dell'ASP con visite mediche e specifiche relazioni sui detenuti. Per le condizioni attuali Piazza Lanza ha fatto dei passi in avanti negli ultimi 15 anni, questo non lo possiamo negare. C'è un'ottima direttrice, la dottoressa Di Fazio, che sta facendo un grande lavoro con le poche risorse che ha a disposizione. Sovraffollamento resta però il fattore più comune e diffuso tra le carceri italiane. Sovraffollamento come in tutte le carceri italiane, carenza di personale di polizia penitenziaria, non è una novità neppure questa, carenza, per non dire proprio penuria, di educatori piuttosto che di psicologi e medici. Tra le strutture già analizzate e quelle da visitare in questi giorni anche l'istituto minorile di Acireale, il Malaspina di Palermo, le carceri di Termini Imerese e Lucciardone. Breve pausa e poi continueremo il nostro telegiornale. A tra poco. Ed eccoci a parlare di finanziaria regionale. Il presidente Galvagno, ospite della trasmissione Il Punto, chiede più qualità nel meccanismo dell'attribuzione dei microcontributi a pioggia a comuni, chiese, associazioni, fondi che assorbono l'8,5% di una manovra che sfiola il miliardo di euro. Manlio Viola. La finanziaria è stata approvata, l'esercizio provvisorio scongiurato, adesso è tempo di polemiche e distinguo. A quale prezzo si è raggiunto l'accordo per far passare in aula tutti i provvedimenti con questa rapidità? Il risultato vale 80 milioni di euro elargiti in microfinanziamenti su richiesta dei 70 deputati di Sala d'Ercole. Circa l'8,5% del valore complessivo della manovra, che sfiora in totale il miliardo, è andata nel tesoretto dei deputati, che hanno scelto a chi destinare nei loro territori una pioggia di contributi a piccoli comuni, parrocchie e persino associazioni locali, ma anche ad aeroporti minori, trasporti gratuiti da e per le isole per alcune categorie. Questo è un intervento in cui si è voluto dare priorità alle chiese, che stanno cadendo molte a pezzi, alle strade, ai comuni. Molte volte registriamo le lamentele da parte dei cittadini che non riescono a camminare, non vogliono il ponte sullo stretto ma vorrebbero la buca sistemata sotto casa. E allora questo è stato il genere di intervento. È stata data discrezionalità perché riteniamo che il deputato possa essere interprete di quello che sia l'esigenza del territorio, chiaramente del proprio collegio. Stop invece ai contributi alle associazioni del turismo dopo la vicenda Auteri, anche se questi contributi potrebbero tornare. Per ragioni di opportunità in questa fase, visto il clima, si è ritenuto un secondino di stoppare, perché l'assemblea deve essere, per quel che mi riguarda, trasparente come l'acqua. Critici gli agricoltori, per Coldiretti bene infrastrutture e interventi per la siccità in generale, ma questa finanziaria non è amica degli agricoltori, troppi comparti sono stati dimenticati. Neanche il risultato della stabilizzazione dei precari ASU dei beni culturali è esente da polemiche. Per loro la stabilizzazione è scattata a tempo pieno, ma protestano gli ex PIP in corso di stabilizzazione a loro volta, per i quali si è proceduto solo part-time. Al nostro telegiornale il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, chiede a Roma di commissariare Agrigento capitale della cultura 2025 per non perdere, dice Buttafuoco, un'occasione unica per la Sicilia. Francesco Aloi.
A 53 anni dall'ultima pubblicazione rinasce la storica rivista della Biennale di Venezia. È stata già presentata in diverse città, tra cui Roma, Parigi e Shanghai. Oggi, con Siracusa, è il turno della Sicilia. La rivista della Biennale di Venezia, nella scena internazionale, racconta lo spirito del tempo attraverso le varie discipline, quelle dell'arte, dell'architettura, della musica, del teatro, della danza, nel lavoro incessante e quotidiano dell'archivio, attraverso una cattedra fondamentale, che è quella delle eccellenze che da tutto il mondo arrivano in Laguna. Una regione che della cultura fa una delle sue bandiere più importanti, spesso però non sfruttando appieno le potenzialità, come nel caso di Agrigento, capitale della cultura, dove i ritardi stanno riscuotendo più clamore del prestigioso titolo. Avevo un'idea ben precisa, che fosse l'occasione delle occasioni. Io credo che ci siano tutti i presupposti affinché da Roma, quindi dal comando centrale, si abbia la consapevolezza di impugnare il tutto, anche a costo di essere sgarbati nei modi, perché non si può perdere questa occasione. Eccola, la ricetta di Pietrangelo Buttafuoco. C'è solo una soluzione, che è quella di avere consapevolezza dell'importanza del dato culturale. Parliamoci chiaro, è la formula aritmetica che porta Piccioli. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, Palermo in campo oggi pomeriggio al Tombolato contro il Cittadella, assenze pesanti in casa rosanero. Dionisi cerca la seconda vittoria consecutiva per blindare la sua panchina. Marco Gullà. Chiudere nel miglior modo possibile un anonimo 2024, questo è l'obiettivo del Palermo per la trasferta di oggi alle 17:15 sul campo del Cittadella. Il girone d'andata non è andato per come doveva, delusione e rabbia da parte dei tifosi che hanno apertamente contestato la società anche nell'ultimo match casalingo vinto contro il Bari. Abbiamo un cammino importante che sono 19 partite alle spalle, dove abbiamo ottenuto meno di quello che avremmo voluto, ma dobbiamo avere motivazioni, ambizione di prenderci in ogni partita di più. E inizia con Cittadella il nostro girone di ritorno fuori casa, come è iniziato il girone d'andata fuori casa, e dovremo iniziare meglio di quanto fatto nel girone d'andata. Oggi pomeriggio contro il Cittadella al Tombolato, che nel match d'andata sbancò il Barbera nei minuti finali, Dionisi dovrà rinunciare a 3 pedine importanti. Out di Achite, Di Francesco e Di Mariano. Potrebbe giocare Pierozzi sulla corsia di destra, in attacco Brunori e Leduaron. A centrocampo si rivedrà Gomez. Cittadella con Vita e Pandolfi in avanti. Dopo il match di oggi la sosta invernale, rosanero che torneranno in campo il 12 gennaio del 2025, quando al Barbera arriverà il Modena. In Serie C il Catania domani riprenderà gli allenamenti in vista del big match di domenica prossima col Benevento, che Telecolor trasmetterà in diretta. Il punto sui giocatori che potrebbero partire, da cui dipendono anche gli arrivi futuri. Marco Carli. Dopo una settimana di riposo, tutti pronti per la ripresa in casa a Catania. Gli allenamenti al via da lunedì pomeriggio porteranno fino al match con la capolista Benevento. Toscano già proiettato sulla partita, mentre la dirigenza pensa al mercato. Tanto, come sappiamo, dipende dalle cessioni. E allora facciamo il punto. Non fanno parte del progetto futuro, secondo la società, Adamonis e Luperini, così come Montalto. Hanno mercato, poi ovviamente bisogna trovare gli accordi con le società che dovranno garantire gli ingaggi. Nella lista possono finire anche Lunetta e Ierardi. In difesa c'è Giega, che si sta facendo preferire a chi partiva davanti a lui, come Ierardi appunto. Qualche società si è interessata ad Andrea e Verna, ma il loro eventuale inserimento sul mercato dipenderebbe da 2 fattori, il primo economico e l'altro riguardante l'ipotetica alternativa. Stesso discorso varrebbe nel caso di Guglielmotti. Su D'Andrea, l'attaccante è molto ben valutato dal club, che pensa possa essere un'ottima spalla per Inglese. Situazione fluida dunque, che coinvolge i giocatori rose e ovviamente gli esuberi, che restano più difficili da piazzare. In base al risparmio in termini di ingaggi e alle alternative si completerà l'organico con una linea diversa rispetto al mercato di riparazione dello scorso anno. L'obiettivo iniziale è di prendere giocatori che possano essere funzionali per l'immediato, ma anche per il futuro. Fatti 2 calcoli e adattandoli ai vari ruoli, profili alla Stoppa o alla Jimenez per intenderci. Queste almeno le intenzioni. Poi, come sempre, sarà il mercato a dire se gli intendimenti potranno diventare realtà.
È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona domenica.